La mostra era già partita nel periodo delle festività natalizie, ma l'inaugurazione vera e propria è avvenuta oggi. Apre così ufficialmente l'esposizione dedicata al fotografo Elio Ciol, Sguardi nel tempo, che rimarrà nelle sale espositive dell'ex carcere del Castello di Gemona fino alla metà del 2025. L'iniziativa è stata realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia ed è un tributo ad un autentico maestro della fotografia del nostro paese. La mostra celebra l'opera di un artista capace di rendere immortale l'essenza del Friuli attraverso paesaggi, luce e volti di questa terra. Il percorso tematico espositivo è suddiviso per annate, oltre 6 decenni di attività, dai ritratti di Pierpaolo Pasolini e David Maria Turoldo ai fotogrammi del capolavoro del cinema Gli ultimi di Vito Pandolfi e infine alle splendide vedute paesaggistiche delle pianure friulane e del Tagliamento. Una particolare sezione della mostra è dedicata alle foto degli affreschi del pittore gemonese Giacomo Brollo. In questo caso Elio Ciol si è avvalso della collaborazione del figlio Stefano nella chiesa di Nova Cerčev in Slovenia. Il legame che questa mostra fa emergere tra Gemona e la Slovenia ha reso questo appuntamento un motivo di visita in Friuli per tanti appassionati di cultura e fotografia dal paese confinante. La mostra propone anche contenuti multimediali, tra cui l'intervista passata alla storia ad Elio Ciol, trasmessa dalla RAI e curata da Fulvio Toffoli, e poi del citato film Gli ultimi, una versione restaurata.